È arrivato il martedì pomeriggio di Radio Padania Libera, il martedì in cui le altre radio tremano perché noi portiamo via gli ascoltatori. Il martedì pomeriggio su Radio Padania Libera, il programma che è diventato un cult, il programma ascoltato da tutti. Signore e signori, va in onda Attenti a quei due! Buongiorno, buongiorno, buongiorno e benvenuti ancora qui su Radio Padania Libera. Qui ai microfoni di Via Bellerio c'è come sempre alla mia sinistra Andrea Villa d'Adesio e alla mia destra Alessandro Branduardi da La Chiarella. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Attenti a quei due. Ma soprattutto buona Padania a tutti e grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito la scorsa settimana e che hanno fatto sì che Attenti a quei due fosse la trasmissione più seguita di tutto il palinsesto della nostra radio nella scorsa settimana, e noi due siamo sicuri che anche oggi siete al nostro ascolto in tanti, davvero tanti, e che anche settimana prossima potremo dirvi grazie, perché Attenti a quei due anche settimana scorsa è stata la trasmissione più seguita della nostra radio. E caro Andrea, oggi la nostra trasmissione inizia sotto una buona stella, o meglio una nuova stella, perché questa mattina alle 4:29 c'è stato l'equinozio d'autunno e quindi il passaggio ufficiale dalla stagione estiva a quella autunnale, e oggi mancano esattamente 99 giorni al termine del 2014. Beh, certo. Oggi dalla tripla cifra scendiamo alla doppia. Sì, guarda, talmente doppia che oggi siamo entrati nella stagione autunnale, fa freddo, piove, c'è brutto tempo, giornata tipica del mese di luglio, così. Che non l'ha fatta a luglio ma fa adesso. Doveva iniziare così, ma solo perché c'è Attenti a quei due, oggi sole, caldo, bel tempo e soprattutto belle donne.
Allora, sulle belle donne io avrei da ridire perché in studio ci siamo io e te. Alla regia fuori c'è Giulio Cesare Carnelli, che salutiamo e Ciao, ringraziamo. Giulione, però è un maschio anche lui. Ma fuori in corridoio c'è C'è la Giuliana Bortolozzo. Andrea, dillo che rimpiangi la Cristiana. No, qua... io non so chi sia, comunque la salutiamo questa Cristiana. La salutiamo. Ci suggeriscono cose in cuffia che per fortuna voi a casa non potete sentire. Il nostro regista è uno sporcaccione. Aia! Sì, è uno sporcaccione. Ma Ale, oggi di cosa parleremo? Non lo so, dicelo tu di cosa parliamo. Allora, oggi. parleremo di province, di elezioni provinciali, perché forse non tutti lo sanno. Gli ascoltatori più fedeli della nostra radio sì, ma in questo periodo, nelle prossime settimane, ci saranno le elezioni provinciali in tutte le province della Padania e uno dice, ma come? Ma come le elezioni provinciali? Ma Renzi non le aveva mica soppresse le province? No. Ah no? Anzi sì, le ha talmente soppresse che tra poco verranno eletti nuovamente i presidenti e i consigli provinciali. L'unica cosa che Renzi in realtà ha soppresso è stata la volontà del popolo, perché non andrete più voi a votare, ma ci andranno i segretari di partito, fondamentalmente, anche se poi nello specifico ci andranno gli eletti nei consigli comunali, quindi sindaci, consiglieri comunali, eccetera, però indovinate un po', nell'80%, diciamolo pure serenamente, dei casi, quale sarà la segreteria di partito che imporrà i propri uomini all'interno di questi organismi, di questi enti di gestione. Lo scopriremo nella seconda parte della nostra puntata, dopo le 15:30, ne parleremo con Alberto Rivolta, segretario provinciale della Lega Nord in provincia di Monza e Brianza, e con Paolo Formentini, che è invece segretario provinciale della Lega, ma a Brescia, in provincia di Brescia. Ne parleremo con loro e faremo un po' quello che è il punto della situazione su queste elezioni, anche perché si stanno verificando delle cose un po' strane, un po' in giro per alleanze particolari, PD con Forza Italia, l'NCD con la sinistra, insomma cose strane, ma ne parleremo dopo, parleremo più tardi, faremo un bel focus giusto per mettere i puntini sulle i e per dire come stanno le cose, perché attenti a quei due, bisogna stare sempre a tutti i livelli, anche a quelli provinciali. Sì, caro Villa, sì. Ma Villa, non lo so, nel tempo che ci precede dai nostri prossimi contatti telefonici, magari diamo il nostro numero di telefono 0266203529, linee aperte da adesso, se qualcuno vuole telefonare, magari fare qualche commento su questo argomento, oppure se preferisce trasmetterci la propria esperienza in merito a ciò che è stata la manifestazione di domenica a Cittadella, provincia di Padova. Mentre invece, come dici tu, per quelli che hanno il braccino più corto, l'SMS che va sempre bene, sempre comodo, bello, preciso, puntuale, schietto, semplice, veloce, che potrete mandarci, ed economico, che potrete mandarci al numero 346 642 7756. Ma Ale, c'è una sorpresa. La cornetta più veloce del West. Pronto? Sì? Sto parlando direttamente in radio perché non sì, viene molto certo, male. Sei in diretta. Allora, io sto chiamando da Cagliari, vi ricevo molto bene. Oh, che bello, dalla terra di Sardegna, benvenuta. Vi ricevo meglio che Radiolina, insomma, che le radio della provincia di Cagliari. E quindi comunque stavo ascoltando non tanto voi, adesso sto incominciando ad ascoltare la vostra trasmissione. Attenti a quei due, siete voi, vero? Quei due. Siamo noi. Allora, dalla voce sembrate molto simpatici e temo che lo siate. Volevo invece dire qualcosa riguardo alla trasmissione precedente, la vostra. Lingue e dialetti. Ecco, lingue e dialetti, dove ho sentito alcune cose insomma, che mi hanno un pochettino, non infastidito, ma così, lasciato di stucco, perché almeno una delle persone che si è collegata con la vostra radio parlava di una fiera, una serie di momenti che si svolgeranno in questi giorni in un centro appunto della Lombardia. Adesso non mi ricordo quale sia sinceramente, forse i rovennesi, sì, che parlavano naturalmente in dialetto. Io cercavo di capire cosa dicevano, qualche cosa l'ho anche capita. Dicevano praticamente, probabilmente scherzavano, che
e chi voleva andare a vedere queste fiere, queste mostre che ci sono in questa località, doveva parlare però in dialetto rovennese. È cosa che penso che sia uno scherzo, perché proprio questo stesso periodo anche in Sardegna si svolgono in tanti paesi della Sardegna, non so, Dorgali, Desulo, Oniferi. Dorgali è sicuramente uno dei più particolari, Desulo pure, si svolgono queste fiere dove certamente si parlerà anche il sardo locale, che magari io cagliaritana, se vado a Desulo non capisco il sardo di Desulo, perché lei lo sa, vero? Da paese a paese un po' c'è una differenza di lingua, cioè. Sì. Però se arrivano dei turisti che non sono sardi e che parlano evidentemente italiano, sono accolti benissimo. Quindi penso che fosse uno scherzo da parte di questi rovennesi che parlavano, vero? Ok, grazie per la tua telefonata, ma io non credo che fosse uno scherzo, anzi mi auguro che non fosse uno scherzo, anche perché io poi particolarmente, io abito a sud di Milano e quando sono con i miei amici o con le persone, diciamo, che conosco, normalmente parlo il dialetto della mia Lacchiarella, il ciarlasco. E io penso che questi rovennesi facciano molto bene durante la loro manifestazione a riscoprire e a parlare quello che è il loro idioma. Dopodiché, giustamente, come faceva osservare qualcuno prima, qualora qualcuno non dovesse essere del luogo, e voglio dire, normale, ci sta che non si comprenda magari quello che viene detto, non deve fare nient'altro che dire non ho capito, e senza nessun problema chi ha parlato, diciamo, una lingua che non è quella italiana può serenamente tradurre quello che ha detto e non c'è nessun problema. Anzi, ti dirò di più, io quasi come tutte le estati vado ho il piacere di trascorrere qualche giorno al mare in Sardegna, e quando trovo appunto le persone del luogo, eccetera, gli chiedo di parlarmi in sardo, perché a me nel luogo in cui vado mi piace sentire il dialetto, mi piace sentire la lingua del luogo che frequento. E così lo impari anche. Ma comunque, al di là di quello, è sempre molto piacevole sentire i dialetti e conoscere nuove lingue, nuove cose. Avanti. Anche a me piace, vediamo se questo ascoltatore o ascoltatrice ci Sì. parla in italiano o nel suo dialetto locale. Bravo. Sentiamo, pronto? Mi te parli ma te verti, io ti parlo come voglio. Oh, doppio dialetto qua, Abbiamo un poliglotta. Buongiorno Padania, io sono Francesco da Varese. Io devio un attimo il discorso, perché io piuttosto che dire attenta a quei due, io direi attenta a quel gruppo. Allora ti spiego perché. Sì. Ieri sera abbiamo tenuto una diretta con Rete 4 a Varese, Piazza Montegrappa, col programma, scusami, mi permetto di dirle, col programma Quinta Colonna. Sì. Allora, tutto bello, perché io ho visto sventolare tanta bandiera con solo delle Alpi, con tante di Lega Nord, va bene, sono rimasto contento per quello. Non sono rimasto contento invece perché naturalmente da conduttore della trasmissione non abbiamo avuto tanta voce, eravamo la piazza di Varese e la piazza di Reggio Calabria. Allora che è successo? Che il gruppo Lega che è venuto lì, pur essendo io contento, però noi avevamo fatto una scaletta di un bel po' di interventi da fare, e praticamente hanno sopraffatto la cosa e si sono imposti loro, hanno parlato loro. Per me, per carità, quello che hanno detto è anche giusto, però vorrei dire a quei ragazzi lì che hanno tanto spirito leghista dentro, hanno tanta voglia di combattere il malvagio, eccetera, che il comportamento loro di ieri sera non è stato corretto, non solamente per la sopraffazione della voce, nel senso che si sono imposti loro, ma questo è anche errore della conduttrice della piazza, che gli ha lasciato comunque la parola, ripeto, anche se è giusto quello che hanno detto, non solo per quello, ma per il fatto che ancora purtroppo abbiamo quell'odio dentro meridione Nord Italia. Questo deve sparire da dentro la Lega, anche se dentro c'è l'essere noi, cioè nel senso voi, che io sono meridionale, l'essere padano, l'essere del nord va bene, però non devo discriminare l'altro che è del sud o del centro, perché loro non si sono accorti che tutti i meridionali che
erano lì, che noi facevamo parte di un'associazione, io sono comunque leghista iscritto da un bel po' di tempo, e tutti quelli che erano iscritti all'associazione a fianco allo sbandieramento della Lega erano tutti quanti, tranne due, tutti quanti leghisti, la maggior parte iscritti, per cui quando si va in una piazza dove c'è tanta gente bisognerebbe imparare prima a conoscere la gente, non a farsi delle opinioni in base alla voce, in base alla tonalità che sentono, perché dopo le abbiamo in qualche modo riprese, si sono un attimo rivisti dentro, nel senso che non bisogna avere l'odio per un altro che da un'altra terra. Noi leghisti, noi in generale leghisti d'Italia, non dico solamente padani, perché ce ne sono tanti per fortuna che non sono padani e sono leghisti. Con le ultime apparizioni di Salvini al sud sono aumentate le iscrizioni al sud, per cui stiamoci molto attenti a fare questa differenza, perché non facciamo prima di tutto di un armo fascio. Poi, siccome al sud ci sono tantissime di quelle persone oneste e brave che hanno voglia di emergere, hanno voglia di combattere il marcio che c'è nel sud e in tutta Italia, per cui a quei ragazzi, a quel gruppo, credo che sia la sede di Archisato o giù di lì, a quel gruppo dico di stare molto attenti, così tutti gli altri giorni, dico di stare molto attenti quando si parla dell'altra gente con una lingua diversa, compresa la signora che ha parlato prima, che tanto la saluto, simpaticissima comunque. Ecco, ragazzi, capito il discorso che volevo dire? Capito, e lo condividiamo. Sono comunque rimasto deluso perché dovevamo fare tanti interventi e la linea dello studio non ci è stata data, per cui siamo stati lì a prendere un bel po' di freddo. C'è stata una scornata tra un mio compaesano di Reggio Calabria. Ti dobbiamo salutare. Fai in fretta a finire. Grazie, il messaggio è stato chiarissimo. Abbiamo un'altra telefonata in coda. Ok, va bene, ciao. A proposito di quanto tu dici sulla poca attenzione che durante la trasmissione di ieri vi è stata data, io cito il messaggio che ci è appena stato inviato da Claudio da Trieste, che ci dice: quando la stampa fa calare il silenzio su splendide manifestazioni come quelle leghisti di Cittadella, vuol dire che il regime non sa più che fare. Grande Lega con il grandissimo segretario Matteo Salvini. Ha ragione, io ho visto domenica pomeriggio che sul sito del Corriere veniva dato spazio a tutto, a qualunque cosa, anche alle notizie di gossip, quelle più inutili, ma una riga su Cittadella non c'è stata. A metà giornale c'era una notizia che diceva: motociclista ingoia Moscerino, vegano si toglie la vita, ma non c'era scritto niente sulla manifestazione di Cittadella. È veramente incredibile. In compenso 2 bei servizi sul TG1 e anche sul TG5. Pronto? Avanti. Pronto. Ciao, sono Beatrice dalla provincia di Varese. Ciao Bea. Io capi una godda quel da prima, né? Come no? La tu capì, perché ce l'abbiamo su coi meridionali, cioè stupidali, solid ball. Esatto. No, niente, no, intanto non si collegavano con Varese perché erano tutti lì con sto Reggio Calabria che succedevano delle cose che erano assurde, no? Come quello là che ha scritto a Gesù perché il sindaco, perché aveva lì tutta gente assenteista che era sempre in malattia, non sapeva come fare. Non ho capito, chi è che ha scritto a Gesù? Un sindaco ha scritto a Gesù perché ci sono i suoi dipendenti comunali che non lavorano. Lavorano, erano sempre in malattia e non sapeva a chi rivolgersi, gli ha scritto anche a Dio. No, perché, ascoltate, scusate un attimo, anch'io avrei bisogno di dire 2 cosettine a Gesù. Se mi date l'indirizzo, gli mando una letterina, tu lì a Reggio Calabria e poi non fa chi lì, perché e allora dopo eravamo tutti lì attenti a quelli che dicevano quelli lì, si vedevano sti dipendenti comunali che timbravano 4-5 cartellini, poi andavano a ca. Allora poi il sindaco di Reggio Calabria che diceva appunto che timbravano tutti questi cartellini e aveva 120 dipendenti comunali, e poi c'era il presidente del consiglio comunale di Padova che invece dice: senta, noi invece ne abbiamo solo 32, ma noi dobbiamo continuamente pagare tasse qui e lasciare giù 22 miliardi in più di quello che ci torna indietro per mantenere quei lazzaroni lì. Ma queste cose la gente le deve sapere. È verissimo. Signore di Varese, queste cose bisogna saperle. Perfetto. Ti ringrazio, abbiamo un altro ascoltatore in linea, dobbiamo salutarti. Ciao, alla prossima. Richiamaci. Pronto? Sì, la signora mi ha un po' preceduto. Quello della Lega che era lì era marcato del comune di Padova, il nostro marcato.
il quale si è scandalizzato quando ha sentito che quel paese lì, che ha gli stessi abitanti credo di Padova, forse diceva, hanno 4 volte i dipendenti. Lui ha sottolineato questa cosa e sono i calabresi che si sono offesi se la sono presa con le leghiste. La storia è sempre questa: noi denunciamo il malaffare, la politica che fa queste porcherie, e i cittadini dicono che siamo razzisti. Non è che noi abbiamo attaccato i calabresi, è stato esattamente il contrario. Marcato ha detto una cosa sacrosanta: da noi chiudono le imprese, la gente si suicida, e lì ci sono il quadruplo dei dipendenti pubblici che non fanno un cazzo. Signore di Varese, dov'era? Io ho guardato la trasmissione, è vero che non vi hanno dato tanto la parola, però è esattamente il contrario. Cioè, insomma, i meridionali devono capire, devono darci ragione, non venirci contro, cavolo. Ciao. Grazie, ciao. Avanti l'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Sono Paolo D'Alghero in Sardegna. Comunque, una cosa che voglio dire una cosa, che la venuta di Salvini in Sardegna, anche ad Alghero, a rinfrescare un po' le menti alle popolazioni del sud dell'isola. Vedo che tante persone, amici, conoscenti, parenti sfegatati comunisti, sento dire spesso che Salvini alla fine ha ragione, quindi anche i comunisti stanno convincendo che Salvini ha ragione in tutto quello che dice, e non solo i comunisti, anche questi Forza Italia ed altri, tutti conoscenti, che prima dicevano no, Salvini e Lega sono tutti razzisti, però adesso hanno capito come l'antifona. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie a te, grazie ancora un amico della terra di Sardegna. Ma prima della pubblicità, allora avviamo quella che è la nostra rubrica quotidiana, ovvero alcuni degli accadimenti. Si sono associati anche alcuni giornali. Ci sono interferenze. Sì, ci sono decisamente interferenze. Ci sono interferenze. Sono i servizi segreti che ci boicottano. Mi sa, secondo me. No, non per Flores, ovviamente. Questo, sono i servizi segreti. Qua ci boicottano, qua. No, assolutamente. È un disastro qua. Del resto, quando. È tutto chiuso, è tutto spento, eppure. Quando andiamo bene, quando facciamo il Bundascolti, arrivano. Eccoci qua, ci siamo. Eccoci finalmente. Ci siamo. Vedi, allora, nel 1122 viene stipulato il Concordato di Worms, che pone fine alla lotta per le investiture tra clero e nobiltà. Nel 1642, oggi, vengono fatti i primi test di ammissione per entrare all'Università di Harvard. E sai qual è lo stemma? Io c'ero. Tu c'eri? Non mi hanno preso. No. E sai qual è lo stemma che c'è su Harvard? Humilitas. Giusto. Che in italiano per Renzi si traduce in paghi tasse. Nel 1845 il Knick Cross Broker Baseball Club è la prima squadra professionistica di baseball che viene fondata a New York. Nel 1846 viene scoperto il pianeta di Nettuno dall'astronomo francese Le Verrier e dall'astronomo britannico Adams. Benissimo. Nettuno che si trova tra Urano e Plutone, per completezza di informazione. Esattamente. Nel 1868 Porto Rico dichiara l'indipendenza dalla Spagna. Nel 1884 Hermann Hollerith brevetta la sua dizionatrice meccanica. Chi è lui? Chi era? È uno dei padri dell'informatica ed è stato il primo fondatore dell'IBM. Ma pensa un po'. Nel 1889 viene fondata la Nintendo a Kyoto da Fusayaro Yamauchi. Vi ricordate il Nintendo 64? E l'uscita del mitico Game Boy nell'89 che veniva accoppiata con la cassettina Tetris? Me lo ricordo. Dove saltiamo adesso? 1910 viene compiuta la prima trasvolata delle Alpi da Briga a Domodossola a bordo del famoso Blériot 11. Però nel 1932 il regno di
Hejaz e Nayed viene ribattezzato Regno dell'Arabia Saudita. Andiamo al 1941, questa non è una bella cosa No. da ricordare, però nel 1941 ci sono i primi esperimenti con i gas nel campo di concentramento di Auschwitz. Sempre nel 1943, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, nasce ufficialmente la Repubblica di Salò. Benito Mussolini torna in Italia alla Rocca delle Caminate e il carabiniere Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto nei giorni prima. Salvo d'Acquisto riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1973 Juan Domingo Perón ritorna al potere in Argentina. Nell'85 Giancarlo Siani, giornalista italiano, viene assassinato dalla Camorra a soli 26 anni. Nel 1991 l'Armenia, che si era dichiarata indipendente alla fine dell'agosto 1990, diventa ufficialmente una nazione indipendente. Che belle cose. E invece questo è un giorno particolarmente felice per tutto ciò che è l'elettronica, perché nel 1993 il famoso personaggio Sonic, personaggio dei videogiochi, viene pubblicato dalla Sega in Giappone. Bello Sonic, io avevo il Sega Mega Drive e giocavo a Sonic, era uno dei miei preferiti. Ci ho passato interi pomeriggi. Te non ce l'avevi? No, io avevo il Nintendo. Io ero dall'altra parrocchia. Ma arriviamo al 2002. Cosa succede oggi nel 2002? Nasce Mozilla Firefox, la prima versione che ha cominciato a dare del filo da torcere a Explorer, a Chrome, insomma a tutte queste cose. Finito il foglio? Per il calendario gregoriano oggi si festeggia San Pio da Pietrelcina. E oggi è anche festa nazionale in Arabia Saudita e in Giappone. Un'altra cosa, abbiamo un minuto? Sì. A Milano il sole sorge alle 6:12 e tramonta alle 18:18, ora solare, proprio per l'effetto che si crea nel giorno dell'equinozio d'autunno, in cui il sole si trova nello zenit dell'equatore e in tal momento il periodo diurno, ovvero quello di esposizione alla luce del sole, è uguale a quello notturno. Per gli amanti dell'astrologia, oggi il Sole entra nel segno della bilancia e la tradizione cristiana vuole che tutto ciò sia preceduto dall'arcangelo Gabriele, colui il quale separa le anime dal corpo affinché esse possano viaggiare, e la separazione è una legge della vita, come il frutto cade dall'albero, separandosi dai semi e separandosi dal loro involucro. Il proverbio di oggi è: due donne e una gallina fa marcà tutta mattina. Ma adesso faccio il miglior galletto alla griglia di Chiama il numero 02 66 23 44 22. Eccoci qua, bentornati sulle frequenze di Radio Padania Libera. Attenti a quei due, il cult del martedì pomeriggio
il programma nel quale non si fa solo informazione, ma si fa anche cultura. Si fa anche cultura. Adesso facciamo l'ultima mezz'oretta da persone serie, Ale. Facciamo finta almeno di fare le persone serie. Perché questo è l'unico programma in cui si scherza con serietà. È vero. Ricordiamolo sempre. È vero, giusto. E appunto perché abbiamo voglia di scherzare con serietà, adesso parliamo di un argomento che insomma, fa ridere sotto certi aspetti. A me fa molto ridere. Perché qua ormai è da un po' di anni che ci dicono che le province vanno abolite, poi ci hanno detto che le hanno abolite, però alla fine, tra poche settimane, si andrà al voto nelle province. Tra le province che andranno al voto c'è anche la provincia di Monza e Brianza, importante perché se è nata qualche anno fa è stato grazie all'impegno di Umberto Bossi e della Lega Nord. Il nostro era un territorio che da tempo chiedeva di essere riconosciuto in un'istituzione propria e finalmente 5 anni fa, nel 2009, si è potuto votare per l'elezione del primo presidente e del primo consiglio provinciale di Monza e Brianza. Ne parliamo con il segretario provinciale del Carroccio Brianzolo, Alberto Rivolta. Pronto? Buongiorno Alberto! Buongiorno Sandro, Andrea e a tutti gli ascoltatori. Ciao Alberto, allora anche in provincia di Monza e Brianza si andrà al voto, anzi si tornerà al voto perché dopo l'elezione di 5 anni fa che hanno visto vittoriosa la coalizione di centrodestra con al proprio interno anche la Lega, si torna al voto. Si tornerà al voto domenica 12 ottobre, ci sono diverse candidature e diverse liste che parteciperanno a questa elezione. La cosa è un po' particolare però perché qualcuno ci ha detto che le province erano state abolite, ma invece si ritorna al voto. Sì. E gli ascoltatori ci chiedono ma perché, come? Com'è possibile che sia successo questo? No, ma non è vero, Radio Padania sono impazziti, cosa dicono? La spiegazione è molto semplice, che il premier italiano si riempie la bocca di parole che però non corrispondono al vero, per cui mediaticamente è passato al popolo il messaggio che le province sono state abolite, quando questo non è assolutamente vero. Le province continuano ad esistere, diventano un ente di livello differente da quello che era prima, ma continuano ad essere in piedi, tant'è che fra 3 settimane si procederà al voto per l'elezione dei nuovi organi istituzionali delle province, con una particolarità però, che il governo del Partito Democratico, alla faccia dell'etimologia del nome, del suo stesso nome democratico, ha deciso di togliere la possibilità del voto alla gente e di lasciarla unicamente a chi già riveste una carica istituzionale. Per cui non sarà più la gente, il popolo a scegliere chi governerà, ma saranno solo i consiglieri comunali e i sindaci del territorio. Quindi è stato tolto il suffragio universale, facendo un bel salto indietro. Qua si parla di democrazia e di partiti che si definiscono democratici, ma come ben hai detto tu, di democratico non c'è veramente niente. Ma a parte questo, noi stiamo assistendo anche a un altro fenomeno che si sta caratterizzando in tutte le province. Poi ne parleremo anche con il segretario provinciale di Brescia, ma questo centrodestra che non esiste, che non c'è. In alcune province addirittura Forza Italia si allea in listoni unici insieme al Partito Democratico, e invece a Monza e Brianza cosa succede? A Monza e Brianza succede che di fatto sono state presentate 4 liste, di cui 3 hanno nomi molto similari. Si va dalla Brianza che fa rete a Insieme per la Brianza, a Brianza Civica, e poi la lista della Lega Nord. Quindi lo scenario è molto semplice: tutti si nascondono dietro liste civiche, forse perché non sono abbastanza orgogliosi della propria storia, del proprio simbolo, del proprio passato. Tutti si riempiono la bocca di Brianza, quando invece l'unico movimento politico, come hai ricordato bene tu Andrea, che ha lottato per 20 anni, da Umberto Bossi a Giorgio Brambilla, al Celestino Monti, a tutti i nostri rappresentanti, che dal territorio e col prezioso lavoro nel Parlamento romano sono riusciti a portare a casa quel bene prezioso per la nostra terra di Brianza, che è stata una provincia tutta nostra, che ha consentito di sganciarci dal rischio, dal pericolo di finire ad essere la periferia estrema della grande metropoli milanese, multirazza, multiuomini, dove c'è un melting pot generale e dove va a perdersi ogni identità. Noi siamo riusciti a salvarci da questo pericolo, che poi è il disegno politico delle sinistre,
abbiamo avuto 5 anni di un primo governo nostro, autonomo, a centrodestra, che ha visto il prezioso lavoro anche della rappresentanza della Lega Nord, e il Partito Democratico ha pensato bene, con un colpo di mano, di cambiare le regole del gioco, assegnando di fatto, perché i fatti dicono questo, la scelta dei nuovi presidenti di provincia per l'80-90% a livello italiano alle segreterie di partito della sinistra. Oltretutto nella nostra provincia c'è anche la beffa che il candidato individuato dalle sinistre è esattamente quel candidato che 5 anni fa ha perso le elezioni, quindi altro pugno in faccia al concetto di democrazia. No, scusa, ma Alberto, qua non abbiamo capito. Non abbiamo capito bene. Quindi tu mi stai dicendo che il PD, il Partito Democratico, candida lo stesso personaggio che 5 anni fa è stato sconfitto dal voto popolare. Loro oggi lo ripropongono. Esattamente. Fantastico, fantastico. È come per dire, i cittadini non l'hanno voluto e noi glielo propiniamo ugualmente, così imparano. E noi lo facciamo a forza, cambiando le regole del gioco. Comunque possono stare tranquilli questi signori. Se fossimo in una partita di calcio, rossi contro verdi, a un certo momento hanno deciso che va bene, andiamo avanti a giocare, ma la palla la possono toccare solo quelli con la maglia rossa. Non si preoccupino questi signori, se pensano di avere sbaragliato il campo di ogni avversario si stanno sbagliando di grosso, perché la Lega Nord, con un grande lavoro di squadra, è riuscita a presentare un proprio candidato presidente e una propria lista, e stiamo sicuri che venderemo cara la pelle, perché il nostro territorio si merita un'alternativa autonomista e identitarista a quella che sembra ormai di fatto la via che ha solo il nome della sinistra. Faccio una battuta, Andrea, mi viene da sorridere perché magari adesso alle elezioni della città metropolitana di Milano, nella quale appunto noi di Lacchiarella facciamo parte, magari ci ripropongono Filippo Penati. Fantastico, quelli del PD sono dei fenomeni. Sì. Alessandro, sì. Perdona, il candidato presidente della provincia di Monza e Brianza è una persona che ha fatto l'assessore provinciale nell'allora provincia di Milano in giunta a guida Filippo Penati. Ah beh, certo, perché prima Filippo Penati fu l'ultimo presidente in cui appunto Monza e Brianza era ancora sotto l'amministrazione di Milano. È vero, giusto. Bene, bene. E qua si vede proprio però come certi personaggi abbiano la voglia di stare attaccati al potere, alla poltrona, con le unghie, con i denti, utilizzando qualunque mezzo e facendo di tutto per arrivare ad occupare lo scranno più alto della nostra provincia, accettando anche oppure imponendo la propria candidatura in un'elezione finta, farlocca come questa, perché si sa già chi vince. Andrea, qui altro che attenti a quei due, a volte ritornano. Ma davvero. Quindi in provincia di Monza e Brianza la Lega Nord è riuscita, nonostante tutto, con un grandissimo risultato, a presentare la propria lista, il proprio presidente. Chi è il candidato presidente? Il sindaco di Biassono, comune a guida monocolore leghista, Piero Malegori. Quindi veramente una lista autonomista identitaria guidata da un candidato presidente che è un sindaco che, insomma, a Biassono la Lega ha un'amministrazione monocolore da quasi 20 anni ormai. 4 mandati. 4 mandati, sono tanti. E quindi sarà una bella corsa, ne sono assolutamente sicuro. 4 mandati per un amministratore leghista non vuol dire che tu hai governato bene. Strabene, strabenissimo, altrimenti col cavolo che fai 4 mandati. Alberto, noi ti ringraziamo per la tua testimonianza e per il tuo contributo ai nostri microfoni. Grazie a voi di avermi contattato e del vostro lavoro mediatico che è tanto importante. Grazie. Okay. Grazie Alberto Rivolta, in bocca al lupo per la provincia di Monza e Brianza. In bocca al lupo al sindaco di Biassono. Grazie a voi. Ciao, arrivederci. Ciao, buona Padania. Adesso siamo in attesa di collegarci con la provincia di Brescia e il segretario provinciale Paolo Formentini, perché anche lì c'è da capire cosa sta succedendo. Giungono voci di alleanze, apparentamenti un po' strani, un po' al di fuori degli schemi classici che conosciamo tutti. Mentre aspettiamo di andare avanti col collegamento, noi ricordiamo sempre il numero di telefono per intervenire in diretta, che è lo 02 66 20 3529, per parlare con voi. Tutti abiterete in una provincia
e raccontateci come funzionano le cose anche dalle vostre parti, se siete a conoscenza di liste, listine, listarelle, o se non avete capito ancora perché si vota per un ente che qualcuno dice sia stato soppresso. Ricordiamo che questi enti, queste province che, tra virgolette, anche se mi sembra un po' improprio, diciamo che vanno a rinnovo, sì. Ecco, sono quelle amministrazioni che avevano iniziato il loro mandato nell'anno 2009 e precedenti, perché ad esempio province come quelle di Pavia, dove governa il Partito Democratico, non terminano la loro esperienza oggi, ma questa esperienza prosegue fino a termine del mandato. Quindi anche qui la bugia, le chiuderemo tutte, le chiuderemo subito perché sono brutte e cattive, un paio di ciuffoli, come si suol dire. Ma finalmente abbiamo il collegamento con Paolo Formentini, segretario provinciale Lega Nord Brescia. Pronto? Buongiorno Paolo. Pronto. Ciao. Ciao Paolo, come va in quel di Brescia? Tutto bene, siamo in battaglia. Depositata la lista Lega Nord per la provincia e sentivo adesso la trasmissione. Sono pienamente d'accordo, hanno preso in giro la nostra gente dicendo che le province sarebbero state abolite, così nemmeno più pensano alle votazioni che tra l'altro non gli sono più concesse i cittadini e ignorano appunto il fatto che invece a settimane andranno a votazione. Ma raccontaci cosa sta succedendo nella tua provincia, in quella di Brescia. Immagino che anche lì ci saranno diverse liste, diverse candidature. Sotterfugi politici, di segreterie. Sì, ecco, è esattamente così. Sono tornati in auge le segreterie, modello Prima Repubblica, qualcosa di simile al vecchio pentapartito sarà il listone presentato da PD e Forza Italia congiuntamente, con l'aiuto di UDC e NCD, e noi ci siamo opposti con tutte le nostre forze, con i nostri 20 sindaci e le decine di amministratori, e abbiamo raccolto le firme e presentato una lista con simbolo Lega, l'unica lista con simbolo. Quindi anche in provincia di Brescia si conferma un dato, che è quello della paura, della vergogna degli altri partiti a presentarsi con il loro simbolo, perché si nascondono dietro quelli di improbabili liste più o meno pseudociviche, mentre invece la Lega, orgogliosa del proprio simbolo, del proprio essere, si presenta con l'Alberto da Giussano. Guarda che non ce la fanno, cioè se uno ha vergogna di presentarsi, cioè se tu arrivi e buongiorno, chi è lei? E tu hai vergogna di dire come ti chiami, cioè vuol dire che di fondo c'è veramente qualcosa di grave, vuol dire che hai combinato qualcosa di grosso, cioè questi partiti vuol dire che agli italiani probabilmente sanno perfettamente di averla fatta grossa, Paolo. Assolutamente sì, è proprio per quello che con orgoglio, appoggiando in pieno e condividendo in pieno la linea del segretario federale, a Brescia abbiamo presentato la nostra lista, e davvero orgogliosamente, perché tutto il resto del sistema partitocratico si è alleato, e anche le ulteriori liste pseudociviche che sono state presentate potrebbero tornare utili, come si capisce nel gioco politico, a questo fantomatico listone. Ecco, ma quindi le altre forze politiche come si sono schierate? Appunto, nascoste dietro queste liste, ma poi quali partiti sostengono una o l'altra lista? Quante sono le liste? Le liste sono 4 e il listone cosiddetto è costituito da PD, Forza Italia, NCD e UDC, come dicevo prima. C'è un'altra lista con una composizione ideologicamente quantomeno singolare, che è composta da Fratelli d'Italia, Indipendenza Lombarda e una corrente di Forza Italia, e un'ulteriore lista che è composta da pseudo dissidenti del Partito Democratico, che siamo sicuri che poi il giorno dopo le elezioni si riuniranno alla casa madre. Quindi un listone con dentro Forza Italia e Partito Democratico. Questo è un bel dato, secondo me fa riflettere, e di cosa dire ce ne sono. Beh, ma fa riflettere, voglio dire, non è nient'altro che lo specchio e l'anima di ciò che sta succedendo oggi a Roma. Vedi che ancora oggi la votazione che ce la stanno menando da 2 settimane con questi 2 personaggi che devono eleggere, non riescono. Oggi entrambi i partiti, PD e Forza Italia, di comune accordo voteranno scheda bianca, perché i franchi tiratori, i gufi, le cornacchie, le colombe, i piccioni e gli scagarozzi, insomma questi qui hanno difficoltà a tenere un po' assieme tutta quella che è la baracca. Ecco che poi
vengono, diciamo, un po' quelli che sono le defezioni, a mio avviso, a mio punto di vista, che sono questi accrocchi improbabili di liste civiche dove c'è dentro di tutto, dove si vergognano a dire chi sono, pur di presidiare, ecco, perché io vedo che le province, le nuove province, quelle che saranno poi le città metropolitane, di fatto non saranno un ente di gestione del territorio come potevano esserlo un tempo, ma di fatto diventeranno un presidio di poltrone alle quali gli amici degli amici si faranno probabilmente gli affari loro, come spesso avviene, ecco. Non so come la pensi tu, Paolo. No, condivido in pieno, assolutamente, e condivido quanto dicevate all'inizio, che Renzi ha attuato di fatto una colossale beffa ai danni dei cittadini, togliendogli il diritto di voto e addirittura convincendogli che le province non esisteranno più. Esistono, ma purtroppo nel disegno renziano di cancellazione della democrazia diretta rientrano appunto anche le province. Non solo il Senato non sarà più votato, anche le province, i cittadini nemmeno più sapranno che esistono questi enti, si toglie rappresentatività e democrazia per i nostri territori. Ecco, mi viene da dire che tutto un po' in linea ed è tutto, ricalca tutto precisamente anche per quello che è stata, diciamo, la sua nomina alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Diciamo che l'iter è il medesimo. Se la sono studiata bene, via. Assolutamente sì. Assolutamente sì, hanno dato un bel colpaccio alle province ammazzate, squartate, almeno hanno ammazzato alla democrazia delle province, perché, lo ripetiamo ancora, le province ci sono, ci saranno, sono rimaste, non sono state abolite. Ogni provincia continuerà ad avere un proprio presidente con un consiglio provinciale, ma ad eleggere questi due organi non sarete più voi cittadini, non saremo più noi, ma saranno solo ed esclusivamente sindaci e consiglieri comunali. Tolto il diritto al suffragio universale, si ritorna come nei tempi antichi. Sì, antichi mica tanto, comunque sì, assolutamente sì. Cosa pazzesca e assurda. Paolo, so che sei indaffarato, quindi noi ti lasciamo andare, sei da fare, e ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. Ok, grazie, ciao e buona Padania. Ciao Paolo, salutiamo e ringraziamo Paolo Formentini, segretario provinciale della Lega Nord a Brescia, e noi ritorniamo in studio Alessandro per parlare di tutto un po' e per parlare soprattutto anche con voi ascoltatori in questi ultimi 10 minuti che ci separano dal termine della puntata. Potete chiamarci al numero 0266203529, le linee sono aperte, sono libere e aspettano solamente le vostre telefonate, oppure potrete mandarci un SMS al numero 346 642 7756. Abbiamo già 2 chiamate, sentiamo la prima. Pronto? Mi sentite? Sì, buongiorno. Ciao a tutti e due, Gianpietro da Brescia. Ciao Gianpietro. Ciao, volevo salutare l'amico Paolo, ma è già scappato. È talmente anacronistica questa riforma che la lista, la quarta lista, quella più importante tra il Partito Democratico e Forza Italia a Brescia, è composta su 16 nomi, è composta da 5 ex consiglieri provinciali uscenti. Ditemi voi dov'è il nuovo che avanza. Potrei fare i nomi, ma chi se ne frega. Cioè, non so se ho reso l'idea. Certamente, è il nuovo di Renzi. Provinciale uscente Montini, Parenza, Raineri, Venturini, Vivaldini e un altro, adesso sono 5, cioè a questo punto il 30%, 5 su 16. Abbastanza sintomatico, direi. Basta, tutto qua volevo. E inoltre ricordiamoci che Brescia è sempre stato un grande, come viene chiamato, laboratorio politico. Anni 70-80 l'ADC, la Democrazia Cristiana, aveva a sinistra un gruppo che era più a sinistra degli extraparlamentari, e a destra aveva la media borghesia che andava a braccetto con la curia, con i media e con i poteri forti degli anni 70-80. Quando c'erano i congressi
si mettevano d'accordo e si spartivano le poltrone. Ciao ragazzi. Ciao ascoltatore, grazie, ti salutiamo e sentiamo Avanti, adesso la prossima. chi c'è in linea. Pronto? Pronto, ciao, senti, scusatemi, ma io ho chiamato prima, sono Fabrizio di Ravenna, sono stato chiamato in causa da una carissima amica simpatica di Cagliari, di Cagliari, no? Ecco, volevo solo chiarire che non abbiamo niente con nessun altro, certo. Noi facciamo il corso, io faccio il corso di lingua rovennese, ma è una cosa così per ridere, in modo che tutta la gente che arriva almeno impara un po' di rovennese, perché quando si prepara, si presenta ad acquistare le castagne, invece che dire mi dia un po' di castagne, dam 4 birrel, dam un bicchiere de vin brûlé. Ecco, gli insegniamo un po' quelle cose lì che diventa poi simpatico, anche siccome ci sono un sacco di svizzeri che vengono su da noi che parlano già la nostra lingua. Certo. No, poi abbiamo anche stranieri che arrivano da Villa d'Este, abbiamo degli americani che arrivano, dopo è un ridere. L'anno scorso abbiamo avuto dei giapponesi a insegnare il dialetto giapponese. Insomma, ecco, è una cosa molto bella secondo noi, ma perché ci si diverte anche. Però è bello parlare la nostra lingua. Scusa se ti interrompo, grazie. Scusa se ti interrompo, ma insegnare il dialetto giapponesi? Sì. ma lo imparano? Sì, praticamente intanto che parli devi tirare gli occhi come loro, no? Allora... Però è simpatica sta cosa, però, Sì, fantastico. No, dai, no, è bello, ecco, è tutto lì, ecco, tranquillizziamoli, tranquillizzati cara amica sarda, che noi amiamo i sardi come tutte le nostre lingue, le amiamo tutte, basta che venga a parlare la sua lingua e poi va benissimo. Ecco. Grazie per averci richiamati e grazie per questa preziosissima precisazione. Ciao, grazie a voi ragazzi, complimenti. Ciao. Ciao, grazie. Nel frattempo ricordiamo qualche festa. Dal 26 di settembre la festa della Lega Nord a Dubino, provincia di Sondrio. Poi parte anche quella di Bugugiate a Varese, in Via Verdi. Il 27 la festa della Lega Nord di Vigevano presso le piscine Santa Maria in via Santa Maria 80, e certo, perché sennò che non è che potevano dargli le piscine, no? Ma quasi andiamo alla festa lì alle piscine. Io a Vigevano ci vado, facciamo un tu. C'ho già l'invito, sì. Hai capito? Sì. Il solito. Mentre invece a ottobre, il 16, inizia la festa della Lega Nord di Sottolmonte Bergamo presso l'area feste in piazza Santa Maria. Ultima festa nel Piemonte, sempre il 27 settembre, festa della Lega Nord a Borgo Sesia, provincia di Vercelli. Bene, vedo con piacere che le feste della Lega continuano ad esserci un po' dappertutto. Anche in autunno. Bel segnale. Sì. Bel segnale, perché se ci sono tante feste vuol dire che la gente ci va. Se la gente va alla festa della Lega vuol dire che ha piacere di stare con noi. C'è una voglia della militanza, di farsi vedere, di lanciare un grido che non è solo di protesta, ma anche di dire noi ci siamo e siamo qui per la nostra gente, per il nostro popolo e per i nostri territori. Ma caro Giulio Cesare, ma tu a una di queste feste pensi di andarci? Ma certamente, sono appena stato anche a Lazzate, bellissima festa della Lega. T'ho visto a Lazzate, ci siamo incrociati, Molto bene, molto Ero lì bene. ad ascoltare il comizio di Matteo Salvini, mi giro e chi ti becco? Ti becco Giulio il nostro Cesare. regista, sì. Quanto abbiamo al termine della puntata? Abbiamo 3 minuti. Abbiamo 3 minuti. Abbiamo 3 minuti e quindi, visto che gli argomenti di cui dovevamo discutere oggi, stranamente, ampiamente, entro il tempo, siamo riusciti ad esaurirli in maniera egregia. Te la do io una chicca, se vuoi. Dammi una chicca. Te la do io una chicca. Dammela. Hai presente quei bambini che vanno in gita scolastica, nella fabbrica magari del giocattolo, che a loro piace di più, col quale gli piace giocare maggiormente, realizzano il sogno della propria vita? Sì. Qua non parliamo più di bambini in gita scolastica, però Ale, io te lo dico, il nostro premier, il carissimo Matteo Renzi, che è in viaggio negli Stati Uniti, dove è andato? Sì, l'ho sentito, ma non... Dov'è che è andato a visitare la sede di Twitter. Va
bambino giocoso. Hai capito cosa è andato a fare fin là? Sì, è andato a farsi gli affari suoi quello. Qua va tutto a rotoli e lui va a visitare Twitter. Vai, bravo. Cari amici ascoltatori, come avrete sentito in sottofondo è già partita la nostra sigla di chiusura, il nostro tempo per oggi è decisamente terminato. Noi ci rivediamo martedì prossimo, sempre puntuali dalle 15 alle 16, qui nell'emittente di Radio Padania Libera. E poi state attenti perché ogni tanto ci mandano in replica, sì. Quindi sabato, attenti a quei due, quando meno ve l'aspettate, zac, eccoli che ritornano in replica. Andrea, forza, tu che sei un uomo coraggioso, dici perché questa sigla di chiusura oggi? Perché oggi è la giornata mondiale dell'orgoglio bisessuale. Uè! Tu festeggi? Io non festeggio perché io sono all'antica e sinceramente te lo posso dire con tutto il cuore, te lo posso dire? Sì. Prima che un non bel, preferisci una donna brutta. Oh, disegni robe chi è, perché chi se no sa sconfonde me capisce più niente. È veramente tutto, salutiamo ancora chi sta dall'altra parte del vetro, Giulio Cesare Carnelli, la nostra amica Maria Piera Pastore che ci seguirà immediatamente terminata la sigla. Io sono Alessandro Branduardi della Chiarella. Io sono Andrea Villa d'Adesio e insieme vi diamo l'appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre in diretta e in esclusiva su Radio Padania Libera con Attenti a quei due. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel, arrête, je sais que